7 arresti, 3 maggiorenni, 4 minorenni, tutti maschi dai 14 ai 18 anni. Sono stati eseguiti dalla squadra mobile della polizia nei confronti dei componenti delle baby gang che negli ultimi mesi hanno seminato il panico tra il centro storico e la terraferma. Sono tutti italiani, qualcuno originario dell'est, prevalentemente veneziani e trevigiani, con un comune denominatore. Una giovanissima età, una spregiudicatezza e una gravità dei reati ancora scritti. C'è grande amarezza per queste misure restrittive che vanno a toccare soggetti giovani o giovanissimi che sono destinatari di provvedimenti significativi e importanti. In carcere c'è anche un minorenne ed è un segnale estremamente significativo, un'azione incisiva della procura dei minori e la gravità dei fatti attribuiti a questo soggetto minorenne, che ha superato anche quelle garanzie di cui godono i soggetti minorenni, proprio per la gravità degli episodi in contestazione e della certezza degli elementi a suo carico. 3 i gruppi identificati. Il primo, in cui un 19enne moglianese e un 16enne mestrino sono stati portati in carcere perché responsabili di almeno 2 rapine avvenute a gennaio a Sant'Aponale e San Basilio. Furono aggrediti gruppetti di ragazzi anche con un tirapugni. Al 19enne è contestata una terza rapina al Lido, dove con altri complici avrebbe minacciato un ragazzino sottraendogli 20 euro. Il secondo gruppo ha agito a Mestre, tra Piazzale Cialdini, Madonna Pellegrina e Piazza Barche. In carcere un 18enne mestrino, accusato di furto, danneggiamento e tentata estorsione, e raggiunto poche settimane fa da un provvedimento di sorveglianza speciale. Furti e danneggiamenti, molti nei garage di case private, uno al liceo Guggenheim, uffici Veritas e all'ANAS, dove sono stati rubati 3 veicoli. Terzo gruppo. Un 18enne è finito ai domiciliari, 3 minori in comunità. Sono responsabili di una tentata rapina avvenuta a febbraio ai danni di un bengalese picchiato violentemente, anche con un ombrello. Ci sono 19 indagati.